Franco è stata una notte pesantissima, perché avete visto che il Muson ha raggiunto il picco storico dei 3,77 m, non era mai successo. La Venale ha tracimato da Bella Venezia a via Ospedale e l'acqua ha raggiunto Piazza Giorgione. La copiosità della pioggia non ha consentito di scaricare in tempo reale. Fortunatamente, dico fortunatamente, a Castelfranco Veneto sono state realizzate dalla regione due casse di espansione importanti, una che lamina appunto la Venale, l'altra il Muson, e questo ha consentito che non si concretizzasse un'apocalisse in città, pur patendo dei disagi importanti, perché allagamenti ce ne sono stati diversi. Abbiamo dato priorità ad interventi di messa in sicurezza, e li chiamano tecnicamente interventi salvavita. Questo ha ritardato altri tipi di intervento che sostanzialmente erano anche difficili poi da gestire in quel momento puntuale. Siamo intervenuti in casa di riposo perché c'era stato un inizio di allagamento negli interrati, e questo mette in difficoltà gli oltre 250 ospiti del centro anziani Domenico Sartor, e poi via via, quando ha smesso di piovere, abbiamo cominciato fino a questa mattina alle 5 ad intervenire con svuotamenti di scantinati. Tuttora in corso questi lavori, sono un centinaio quelli realizzati, quelli finiti ad oggi tra Castelfranco Veneto, Asolo e Montebelluna, diceva il comandante dei Vigili del Fuoco, con il quale si lavora coordinandoci per evitare di mandare doppioni, no? E quindi qui c'è l'UCL di Vigili del Fuoco, noi abbiamo il nostro punto di raccolta, ci si confronta prima di mandare fuori una squadra e si sa che la si manda in un unico posto e non arrivano due squadre sullo stesso posto. Abbiamo ancora un centinaio di interventi in coda tra grandi e piccoli, sono in azione 4 squadre comunali con pompe, chiamiamoli di media dimensione, per scantinati. C'è un idrovora che in questo momento credo stia ancora lavorando presso l'hotel al Moretto, che ha subito un importante allagamento, e conto che entro sera si riesca a dare risposta a tutte queste richieste.